Buongiorno, buongiorno a voi telespettatori di Antenna 3, bentornati a ore 13, il giorno dedicato alla sanità, quello del martedì. Allora di sanità parliamo oggi e lo facciamo guardando un po' al di là, guardando un po' al futuro, che è però già anche presente. Parliamo di innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo della riabilitazione, ma parliamo comunque di sanità in generale, di chi investe nella sanità per dare poi risposte future importanti ai pazienti. Quindi lo facciamo, parleremo di esoscheletri, parleremo di riabilitazione, parleremo di tutte le innovazioni della tecnologia nel settore della sanità, e lo facciamo con un ospite importante perché abbiamo con noi Massimo Pulin, che è presidente di Confapi Sanità del Veneto. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Buongiorno, buongiorno. Come sempre, come ogni puntata di Ore 13, in ogni puntata di Ore 13 c'è la possibilità di interagire con voi, quindi se volete chiamarci lo potete fare come sempre allo 0422 162 6798, e quindi se avete qualche domanda da porre al nostro ospite. Allora, Massimo Pulin, intanto ricordiamo cos'è Confapi. Beh, innanzitutto Confapi è la Confederazione delle piccole e medie imprese italiane. Tra l'altro veniamo dai primi 70 anni di Confapi, che abbiamo festeggiato lo scorso 24 novembre a Roma, perché la nostra sede nazionale è a Roma, e sono stati presenti circa 1500 imprenditori da tutta Italia che sono associati a Confapi, oltre a tutta una serie di personalità. Abbiamo festeggiato appunto i 70 anni per ricordare e ricordarci che l'impresa in Italia è fatta di piccola e media imprese. Piccola e media impresa vuol dire sotto le 10 unità lavorative. Noi siamo lo scheletro portante della struttura d'Italia, e noi siamo la struttura portante che andiamo anche all'estero con tutte le nostre imprese. Tra l'altro proprio il comparto sanitario è fondamentale in questo sviluppo anche e soprattutto dell'Expo, e oltre al benessere dei cittadini italiani. Ecco, qual è l'obiettivo allora? Vi siete ritrovati per i 70 anni, il futuro cosa dice per le imprese legate alla sanità? Ma il futuro... Quali sono le difficoltà, se ci sono, e quali sono i nuovi obiettivi? Beh, le difficoltà non mancano mai in Italia, però diciamo che ci siamo posti degli obiettivi, quello di far rinascere il comparto sanitario in seno a Confapi. Sta di fatto che noi a giugno dello scorso anno dammo vita al Confapi Sanità Veneto. Essendoci solo la parte nazionale, decidemmo di dare input a tutte le imprese del territorio veneto. Abbiamo fatto confluire tutta una serie di attività, di imprese, di imprenditori all'interno di Confapi, dedicando proprio uno spazio, un contenitore ben preciso. Infatti sono confluiti all'interno di Confapi Sanità Veneto aziende ortopediche, ovvero quelle aziende che producono dispositivi medici per disabili motori. Abbiamo fatto confluire centri di riabilitazione, ovvero quei centri privati o privati convenzionati che danno risposte a pazienti sempre con disabilità o che hanno problematiche legate a malattie neuromotorie. Abbiamo fatto confluire aziende che si occupano di biomedicale puro, ovvero aziende che costruiscono e sono un valore aggiunto dispositivi medicali, elettroterapie, laser, macchinari per la sequenzazione del DNA, c'è tutta una serie di aziende che ci sono in Veneto, ci sono e sono molto presenti. Abbiamo inserito anche case di cura, abbiamo inserito tutta l'area dei servizi e delle altre tecnologie. Peraltro c'è stata a Verona Nova Biomed, quindi questo importante contenitore in cui si è parlato anche dell'innovazione tecnologica. Assolutamente sì, è stato la scorsa settimana, 2 giorni importantissimi, ritengo, per il Veneto. Bisogna dare atto e anche un ringraziamento che faccio qua pubblicamente agli ideatori di questa importante, chiamo manifestazione, ma che non è una manifestazione, ma sono stati 2 giorni di ritrovo B2B per gli imprenditori del settore e tutti gli interessati convenuti dall'estero, per capire di cosa e di quale importanza ha l'Italia nel settore biomedicale, ovvero il dottor Carlo Adami, che è stato un innovatore nelle tecnologie chirurgico-vascolari, e il dottor Nicolini, che è il direttore del distretto biomedicale di Mirandola,
che è per eccellenza il distretto più importante in assoluto a livello italiano e secondo in Europa, per cui è un vanto per noi avere in Veneto ospitato questa manifestazione. Cosa è emerso da questo incontro? Ma innanzitutto è emerso la volontà e la richiesta dei tanti convenuti esteri di portare il Nova Biomed in giro per il mondo, far sì che possano nel mondo vedere le eccellenze che l'Italia offre in ambito biomedicale. Gli ideatori e la Fiera di Verona che ha organizzato il tutto, avendo avuto tutte queste richieste, stanno pensando a come organizzare all'estero queste portare questa... È un'idea che hanno, noi come Confapi Sanità ci siamo affiancati, perché li abbiamo affiancati fin dall'inizio, da quando è nata dal dottor Adami e dal dottor Nicolini questa idea, e vogliamo essere presenti con loro per andare, se ci sarà la possibilità di andare nel mondo a portare le eccellenze italiane. Ecco, quando parliamo di innovazione tecnologica spesso non riusciamo a visualizzarla, eppure è già presente l'innovazione tecnologica negli interventi che sono sempre più all'avanguardia, oppure anche nei dispositivi per la riabilitazione. Fra poco vedremo allora qualche immagine relativa proprio alle innovazioni tecnologiche, parliamo degli esoscheletri per chi ha problemi motori. Lo vedremo fra pochissimo perché vedo che c'è una telefonata in diretta. Allora, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, la sento un po' lontana. Buongiorno, mi sente lei? Sì, la sento, sì. Sì. Senta, mia moglie tra pochi giorni deve fare l'operazione all'anca. Deve fare l'operazione all'anca. Mi sente? La sento un po' lontano, non so se è un problema di microfono. No, la sento. Deve fare l'operazione all'anca. Sì, operazione all'anca, sì. Sì, a Monastier. E le hanno detto che dopo la riabilitazione le insegnano a fare a casa. Può andare bene? La riabilitazione la devono fare a casa, ho capito bene quello che mi ha detto? Sì, le insegnano a fare a casa. Sì. Secondo lei va bene? Può andare bene questo? Giriamo la domanda al nostro ospite. Innanzitutto gli interventi di ultima generazione prevedono un recupero funzionale in tempi brevissimi, pertanto sicuramente la riabilitazione potrà farla a casa, dopo forse è meglio se è seguita in un centro specializzato, almeno per i primi tempi, ma comunque le tecniche chirurgiche che adottano anche qui a Monastero, ma anche in tutti gli altri centri specializzati, sono estremamente all'avanguardia e non è più come una volta che ci metteva 3 mesi a recuperare la perfetta funzionalità dell'arto. Adesso in 2 settimane sei già operativo, non come prima ma quasi. Ma le hanno detto quanto di riabilitazione deve fare? Non c'è più il nostro telespettatore? Non lo sento più, va bene, comunque insomma abbiamo rassicurato sul fatto che sì. L'avanguardia, insomma, le innovazioni tecnologiche di oggi insomma, permettono una riabilitazione veloce, ovviamente dipende dal tipo di intervento che si è subito. Allora, stavamo parlando di innovazione, ora prego la regia se può mandare, mentre parliamo, insomma, un po' di queste immagini che riguardano proprio la riabilitazione motoria. Ecco. Parliamo di esoscheletri. Quando nasce l'idea, o comunque da quanto tempo si parla di queste strutture, di queste possibilità di seguire il paziente che ha problemi motori con dei dispositivi così all'avanguardia? Allora, diciamo che le idee dell'esoscheletro nascono circa un decennio di anni fa, poi lo vediamo anche nei film di fantascienza o nei cartoni animati, quando c'erano questi esoscheletri che sostenevano le persone, le facevano lavorare in maniera più forte, in maniera più adeguata ai tipi di attività che dovevano fare. Per questo tipo di esoscheletro, che è completamente made in Italy, e per cui un vanto per il mio medicale italiano, è uno studio che ha esercitato, che ha portato avanti un'azienda di Roma, la MES, che è una meccanica specializzata in questi tipi di apparecchi, e con l'azienda che io rappresento abbiamo poi
portato a termine tutta quella che è la parte inferiore. L'elettronica e per cui tutta la parte posteriore di questo dispositivo è stata studiata ed è stata approntata a Roma presso la MES. Noi costruiamo la parte inferiore custom made. Allora, la blocco un attimo perché c'è la pubblicità, poi torniamo subito a parlare di questo, così anche visualizziamo di cosa stiamo parlando. Garantito. Rieccoci in diretta, parliamo come ogni martedì di sanità e di innovazioni tecnologiche, nuove frontiere della riabilitazione, ma non solo, lo facciamo con Massimo Pulin che è presidente di Confapi Sanità del Veneto. Stavamo parlando con lui prima dell'interruzione pubblicitaria nello specifico proprio degli esoscheletri e comunque di tutti gli apparati che possono essere utilizzati e messi a disposizione di chi ha problemi motori. Allora, stavamo dicendo che nello specifico l'esoscheletro come concezione è nato una decina di anni fa, ma adesso ecco a che punto siamo arrivati? Ma adesso la ricerca è molto avanzata, sta di fatto che adesso se partirà qualche immagine potremo vedere questo esoscheletro appunto completamente made in Italy, serve per le persone che hanno subito una lesione midollare ovvero un'interruzione dovuta a trauma o patologia, quale un tumore vertebrale, che ha conseguito un non proseguo delle connessioni che ci sono nel nostro midollo spinale, per cui perde l'uso della deambulazione. Questi esoscheletri permettono alla persona di rialzarsi e di camminare come e quando più ne ha voglia. La difficoltà di questi dispositivi è nella praticità ed è in questo progetto che abbiamo voluto e hanno voluto e si è voluto proprio portare la semplificazione di questi dispositivi, perché tutti gli altri competitor che vi sono, tutti gli altri dispositivi che si sono in giro prodotti nel mondo, sono molto complicati, anche sicuramente molto più performanti, ma molto più complicati. In che senso complicati? Cioè... Complicati che è difficile da indossarli, pesano molto, anche se è un problema a parte, perché sono tutti autoportanti, la persona non sente l'affaticamento quando usa un esoscheletro, però quando lo devi togliere e lo devi spostare, un conto è se pesa 9 kg e lo puoi anche mettere in macchina e spostarlo, un conto se pesa 30-33 kg. Ecco, l'esoscheletro che stiamo portando avanti noi e presentando, oltre che costruirlo, pesa solamente 11 kg, 9 kg se è fatto su misura per il paziente, ovvero custom made, ed è facilmente indossabile. Certo, ha qualche funzionalità in meno perché questo esoscheletro utilizza solamente 2 motori sulle anche che permettono il movimento del paziente, mentre a livello del ginocchio ha 2 motori elettrici che permettono il blocco e lo sblocco. Ecco, la blocco un secondo perché c'è una telefonata in diretta. Buongiorno, chi abbiamo in diretta? Pronto, buongiorno, sono una cittadina e anche anziana. Sì, da dove chiama signora, mi scusi? Da Padova. Da Padova. Allora, io sto guardando questa meravigliosa trasmissione di tutela delle persone che hanno problemi e mi tolgo tanto di cappello perché l'aiuto a vivere è importante. Certo. Io posso spaziare in un altro discorso o mi chiudete perché non è inerente alla vostra perché la sanità non è solo, cioè con tutto il rispetto per il signore che parla di questi attrezzi per vivere, ma ci sono anche le medicine. Posso parlare, se no chiudo e vi ringrazio. Vabbè, ci dica pure quello, non sia mai che interrompiamo voi che siete i nostri telespettatori, per cui ci dica quello che vuole dire, poi allora, nel caso potrà rispondere. Io sono una cittadina e anche anziana con diverse patologie. Sì. Io prendo Olevia, che sarebbe un medicinale equivalente per il colesterolo, che purtroppo è una patologia che abbiamo e che bisogna curare, anche e soprattutto per la patologia del cuore. Adesso anche chi è invalido del 100%
questo Olevia è cresciuto, prima si dava gratis con l'invalidità al 100%, adesso è €1,50 ogni 20 giorni, perché è cresciuto. Ho telefonato alla Lorenzin, ho telefonato ai farmaci col numero verde, ho telefonato in regione, non c'è risposta neanche per gli anziani che hanno questa patologia e che devono spendere €1,50 di 20 pastiglie. Di 30 pastiglie sono quasi €2 al mese. Nella patologia degli anziani purtroppo ci sono tante medicine e costano. Allora io mi chiedo, dobbiamo vivere o lasciarci morire perché €1 di qua, €2 di qua, €2 di qua? Dico, ma è possibile che c'è una cosa da farci entrare in depressione per questo? Ma cosa siamo noi? Dobbiamo elemosinare la vita? Fateci morire. Io ho telefonato anche in regione, magari se il signor governatore del Veneto, che io stimo, potesse dire io alle mie signore che hanno magari soprattutto l'età, di dire le curo, perché con le pensioni di reversibilità è un po' problematico. Allora, ho capito il suo discorso, signore, insomma, quindi per tutte le persone che hanno bisogno. Allora io dico, pensate alle vostre mamme, pensate alla patologia per vivere dignitosamente. Vorrei sapere perché prima con la patologia del 100% di invalidità c'era, adesso hanno cresciuto, dobbiamo sempre accollarci noi. Vorrei una risposta e vi ringrazio dell'ospitalità che mi avete dato e vi faccio i complimenti sempre per l'importanza delle vostre trasmissioni. Grazie signora. E buongiorno. Grazie signora, grazie. Se voleva rispondere non è un tema che stavamo affrontando, però insomma è comunque un tema di cui si parla e ci sono medicinali e anche strutture hanno un certo costo, questo è ovvio. Ma il problema è essenzialmente dei fondi che non sono più sufficienti, quello che penso io, per far sì che la popolazione possa beneficiare in totale di una gratuità. È anche vero che l'universalismo sanitario non potrà più essere come una volta. Una volta si compravano medicinali e si lasciavano gli armadietti, ma ricordo anche i miei armadietti a casa mia quando ero piccolo, pieni di medicinali, adesso non è più possibile. Bisogna cominciare Cosa è cambiato? È cambiato sicuramente i finanziamenti, perché si sono ridotti negli anni, certo. Anche se dicono che sono aumentati, hanno passato a 113 miliardi, però io che vedo le stime negli altri paesi, mentre in Francia spendono poco meno di 100 miliardi per la sanità, poco meno, cioè su circa 98 miliardi, e in Francia è quasi tutta universalistica, nel senso che copre quasi tutto, ma hanno un sistema che avevamo noi adottato negli anni 60, le mutue, hanno ancora le mutue. Da noi è cambiato radicalmente, per cui insomma, il sostegno non c'è più in toto su tutto, non c'è nei farmaci, non c'è nei dispositivi medici, quali le protesi, le calzature, non c'è in tanti altri device che la popolazione invecchiando ha necessità. Bisogna anche dire che con i nuovi LEA che sono stati approvati nello scorso settembre, dal Ministero della Salute, non è che hanno, a mio avviso, per carità, a mio avviso, modificato quello che era tutto il sistema. Ritengo che si poteva fare un lavoro migliore, avendo anche cercato di interloquire con le associazioni che potevano, sia di impresa che dei consumatori, per migliorare questi nuovi sistemi di livelli essenziali di assistenza sanitaria. Per quanto riguarda il comparto protesico che io rappresento, sono stati fatti dei lavori alquanto scadenti. Noi avevamo abbiamo un nomenclatore tariffario che veniva da 20 anni di non
adeguamento, non tanto tariffario, ma anche adeguamento in fase di dispositivi inseriti in questo tariffario. È stato approntato un tariffario altamente inadeguato, non ascoltando le associazioni di categoria, non ascoltando le associazioni dei disabili, per cui è stato approntato un documento sostanzialmente concepito, è nato male ed è stato partorito peggio. E questo cosa comporta dunque? Comporta che hanno voluto togliere tutta una serie di dispositivi, e teniamo presente che quando ad esempio parliamo del piede diabetico, il diabete, che è una patologia multifattoriale, che comprende soprattutto l'occhio, ma soprattutto anche il piede, quando un paziente diabetico non utilizza delle calzature adatte, tende a ulcerarsi. Queste ulcere, se non curate bene e non vengono date delle calzature appropriate, il paziente invece di guarire tende sempre a peggiorare. Allora, peggiori, ospedalizzazione, quanto costa un'ospedalizzazione, una terapia farmacologica, mesi di sofferenza per la persona. Il Ministero ha detto che le calzature del piede diabetico non servono più. Sono state fatte petizioni, abbiamo cercato con le associazioni sia di medici che di pazienti di far reinserire le calzature terapeutiche per il paziente diabetico, facendo vedere il risparmio che il Ministero avrebbe avuto alla fine. Perché a monte si sarebbe evitato tutto il percorso che lei ha detto. C'è un'altra telefonata in diretta. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Villorba. Sì. Vorrei sapere, ho fatto una visita ortopedica tempo fa e mi hanno detto che ho il tendine rotto e dovrei fare un intervento al braccio destro. Però l'attesa è di un anno. L'attesa è di un anno. Doveva fare l'intervento? Io ho fatto la visita a Oderzo. La visita a Oderzo. E l'intervento andava fatto dove? A Treviso? No, vorrei farlo là. Vorrebbe farlo a Oderzo. Quindi l'attesa di un anno è a Oderzo? Sì. Ho capito. Quindi è un problema, insomma, non da poco. Magari ci facciamo lasciare il suo numero di telefono, magari se lei lascia il suo numero di telefono poi approfondiamo la questione, va bene? Va bene, grazie. Grazie signora, grazie. Questi sono i vari problemi poi che... Sono problemi della salute dei cittadini. Che nascono anche sulla questione delle liste d'attesa, perché poi chiaramente una persona magari che ha una certa età tende a preferire l'ospedale più vicino, ovviamente, e magari l'attesa è più alta. Torniamo a parlare stavamo parlando delle strutture, dell'avanguardia, insomma, delle innovazioni, e stava dicendo che molti modelli, insomma, che vengono dall'estero spesso hanno delle problematiche di utilizzo, diciamo hanno così. Problematiche, hanno delle performance sicuramente migliori, però il problema alla fine è l'utilizzo di questi. Cioè io posso comprarmi anche una Ferrari, certo. Okay, ma se questa Ferrari non sono in grado di utilizzarla, la compro e la spolvero e rimane là. Questo dispositivo che è stato creato qua in Italia è un dispositivo molto semplice, in circa 8-10 minuti una persona paraplegica lo può indossare, una quindicina di minuti, e da là incomincia la fase di riabilitazione e di adattamento. Sono stati... Ecco, stiamo vedendo le immagini, quindi c'è una persona che si muove abitualmente in una sedia a rotelle che riesce dunque a riutilizzare le sue gambe, quindi è una visione, insomma, abbastanza importante per chi è abituato, è costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Sì, assolutamente, come potete vedere nelle immagini, la persona, grazie all'utilizzo della stampella, spostando la stampella e con un pulsante, fa sì che i due motori che vedete lateralmente sulle anche fanno spostare l'angolo e di conseguenza fanno fare il passo.
teniamo presente che l'utilizzo anche di 2 volte alla settimana di questo dispositivo per un'ora aiuta tantissimo la persona con mielolesione, perché camminare vuol dire avere migliore respirazione, migliorare la respirazione, migliorare le funzioni dei visceri interni, oltre che anche la muscolatura anche stessa delle arti superiori, dei tronchi, perché comunque quando sei seduto su una carrozzina il deficit aumenta. Ecco, in questo caso nella immagine precedente si poteva vedere il dispositivo realizzato su misura per il paziente. Faccio una domanda da profano, ma ci sono strutture anche come dire, specifiche da età a età, oppure la struttura è equivalente per un giovane ventenne che ha dei problemi e un sessantenne, intendo? Guardi, allora, hanno fatto studi multicentrici e l'utilizzo dell'esoscheletro può essere utilizzato sia in età, non dico pediatrica, ma adolescenziale, fino ai 70 anni, cioè massimo ai 70 anni, perché dopo devi avere anche una cognizione spazio-temporale che se viene a mancare non puoi utilizzare un dispositivo di questo genere. Però il fattore più interessante è che l'utilizzo di questi dispositivi, almeno nelle persone che lo hanno in dotazione, hanno fatto sì che hanno avuto maggiore autostima, miglioramento delle... Certo, c'è una ripercussione psicologica anche ma anche solamente stare in casa, alzarsi e farsi il caffè, banalità è una banalità per noi. Per chi non può farlo è diverso, oppure tenere in braccio il figlio. La sensazione di una maggiore autonomia, insomma, ecco, per quanto e chissà fra 10 anni dove saremo ancora, perché le innovazioni sono continue. Fra poco ne parliamo. C'è un'altra telefonata in linea forse? Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda al suo ospite. Buongiorno a tutti e due comunque. Buongiorno. Persone cosiddette diversamente abili con le protesi, e mi riferisco a certi atleti tipo Bebe Vio, tipo Alex Zanardi, eccetera, e sembrano persone quasi al 100% come i normodotati. È proprio così tutto semplice oppure ci sono delle problematiche? Grazie. Grazie a lei. Dunque noi siamo abituati ormai a vedere, ad esempio, ecco, la signora ha citato 2 esempi dello sport come Alex Zanardi e Bebe Vio, ormai talmente celebri, talmente la loro figura insomma è entrata nelle nostre case che diamo per scontato ormai la loro normalità, pur nella difficoltà o comunque pur nell'utilizzo di protesi. Ecco, la signora ci chiede, dal suo punto di vista, visto che lei sa di cosa stiamo parlando, se ci sono comunque delle difficoltà per chi usa queste strutture. Allora, diciamo che le difficoltà sono sempre in agguato per chi utilizza un dispositivo di una protesi, perché basta che ci sia un calo ponderale, ovvero un calo della massa muscolare dato o perché ingrassi o perché diminuisci il tuo peso corporeo, e la protesi non può più andare bene. Però è anche vero che le nuove tecnologie che adottiamo da circa 5 o 6 anni per questi soggetti qua, per queste persone qua, hanno cambiato completamente il modo di vivere. Io non chiamo più diversamente abili, ma sono più abili di noi, perché il gesto performante che possono fare durante l'attività sportiva, abbiamo visto la straordinaria Bebe Vio, ma anche Alex Zanardi, ma tanti come loro, che riescono a gestire sia la vita pubblica ma anche la vita sportiva, la vita privata che la vita sportiva, in maniera assolutamente eccezionale. Questi dispositivi sono in grado poi di seguire completamente l'andamento dello sport. Ci sono poi degli strumenti, ad esempio delle caviglie elettroniche, che permettono di seguire il movimento e di gestire il movimento in base con un sensore, grazie al movimento dell'arto sano. In base a come si muove l'arto sano, la caviglia elettronica assume la posizione, per cui succede che deve fare un salto, la caviglia elettronica sente che stai saltando, per cui adegua la forza, la pressione, il carico, e sono tutti dispositivi che sono in commercio da un po' di anni,
Il servizio sanitario naturalmente questi non li certo, può pagare. Dopo ne parleremo. Allora, pubblicità, poi torniamo in studio ancora per parlare di questo futuro che è già qui. Ma non solo, futuro della sanità con la tecnologia che ormai protagonista della sanità sempre di più. Durante la pausa pubblicitaria, insomma, adesso ci racconterà il nostro ospite Massimo Pulin, che è presidente di Confappi Sanità del Veneto. Parlavamo di scenari che sembrano avveniristici ma sono molto molto vicini. Allora, stiamo parlando di esoscheletri, stiamo parlando di riabilitazione, ma parliamo ad esempio anche della cosiddetta mano bionica, di cui si è parlato settimane fa, quando c'è stato un primo caso in Italia. È un futuro che è già qui, e fra 10 anni cosa potrebbe accadere? Ma fra 10 anni sicuramente ci sarà, come vediamo i nostri bei film di fantascienza, che potrai cambiarti una mano, una gamba a tuo piacimento, però ad oggi sia l'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, che è stato colui che uno tra i primi al mondo che ha inventato la mano bionica, ma anche qua a Padova all'Università, al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, e noi stiamo collaborando anche con loro, assieme all'Università del Dipartimento di Ingegneria di Losanna, mi sembra, in Svizzera, hanno stampato anche loro una mano bionica, il che sembra molto semplice a parole, però ha una complessità di ingegnerizzazione, di progettazione che è infinito. Noi abbiamo un'università che è tra le prime del mondo in ingegneria meccanica e dove studiano tutti questi dispositivi. Stiamo realizzando noi, per quanto ci va di competenza, la parte di invasatura per l'amputato transradiale. Il Dipartimento di Ingegneria ha stampato la mano bionica, il Dipartimento di Elettronica farà le connessioni e sicuramente anche a Padova dovrà trovare sviluppo questo tipo di sistema per quanto riguarda l'arto superiore, ovvero la mano. Però sono dispositivi fantastici. Diceva prima, insomma, che ridanno davvero altro che diversamente abili. Peraltro, quando parlavamo prima di Bebe Vio, è notizia di oggi, insomma, di ieri, che si è fatta la patente, insomma, ecco, per cui la normalità più assoluta e oltre, visto che è anche una campionessa di livello mondiale e olimpionico nella scherma. Torniamo a parlare di esoscheletri e di riabilitazione. Quanto possiamo dire, di che cifre parliamo per una spesa di un esoscheletro, ad esempio? Magari ci si chiede quanto viene a costare una struttura del genere, allora, un dispositivo del genere. Vi sono vari tipi di esoscheletri, come dicevo prima, e di conseguenza anche vari tipi di costi. Quello che è stato prodotto in Italia, viene prodotto in Italia e concepito in Italia, costa sui 40.000 euro, per cui una media utilitaria, una macchina di buon livello. Altri costano 2 o 3 volte tanto. Teniamo presente però che il nostro tipo di esoscheletro può essere indicato solamente in pazienti che in persone che abbiano subito una lesione sotto T7, cioè la settima vertebra toracica, e non deve essere una lesione completa. Ed è un esoscheletro che può essere utilizzato tranquillamente a casa, lo puoi utilizzare, salire in macchina, perché è molto, molto aderente, molto conformante alle tue parti anatomiche, per cui non porta via molto spazio. Ha bisogno di un determinato tipo di manutenzione? Fino adesso quelli che abbiamo applicato grosse manutenzioni non ne hanno, perché i motori non si fermano mai, hanno 3.500 ore garantite di movimentazione, ma sono un'infinità. L'elettronica si controlla da remoto, per cui se succede che si blocca da remoto si può far ripartire o controllare. Pertanto, insomma, la meccanica e l'elettronica sono sostanzialmente affidabili in tutti gli esoscheletri che ci sono attualmente in commercio. Ecco, parliamo, diceva lei, di determinati tipi di lesioni, ovviamente dipende poi dalla lesione che si subisce.
Esiste dalla sua esperienza, insomma, la possibilità, esiste nel mondo la possibilità di portare una persona totalmente paralizzata, un tetraplegico, quindi a poter sognare di camminare ancora? Esiste questa tecnologia? Esisterà? Si sta studiando? Ma da quello che so stanno già studiando, ma poi lo vediamo anche sui telegiornali, sui giornali, sulle riviste specializzate che vediamo tutti noi quotidianamente. Quello che sono gli studi nel rimodellamento del canale midollare, di far sì che le congiunzioni, chiamiamole congiunzioni dei vari nervi, si possano riattaccare e far ripassare, in parole povere, ripassare il segnale che possa poi far riprendere l'uso degli arti. Sicuramente, io credo sicuramente che avverrà questa cosa, non subito, ma ci arriveremo allo studio di fare le staminali, ma poi vediamo anche nella cura dei tumori, vediamo come si è evoluta in questi anni. Tra l'altro in Nova Biomed è stato presente un italiano che è direttore dell'ospedale universitario in Minnesota, mi sembra, il professor Ferrari, che è a capo di circa 25.000 ricercatori nell'ospedale che è direttore, e stanno studiando proprio delle nanotecnologie per far sì che il tumore imploda su se stesso con le nanotecnologie. Per cui... Quindi è importante la ricerca fondamentale. Sì, il problema è che in Italia soldi per la ricerca non ce ne sono. E questo, veniamo al tasto dolente, insomma, se la ricerca è la linfa che porta poi a sviluppare questi dispositivi, se viene a mancare la linfa si resta al palo. Ovvero i finanziamenti Horizon 2020 che l'Europa ha fatto sì che un progetto che dà finanziamenti per la ricerca. Il problema è che in Italia non si riescono o si fa fatica, non è che non si riesce. La burocrazia ti porta a volte a non sperare di arrivare ai finanziamenti, tale è la massa di documenti che devono essere prodotti, garantiti, certificati, che alla fine arrivino spossato e devi avere solo persone che seguono tutta la burocrazia. Ed è una massa burocratica che voi non riscontrate all'estero? Guardi, io per la mia attività insegno anche in Spagna e loro hanno creato un centro di alta formazione in tecnica ortopedica per quello che è il mio ambito. E sono riusciti a valere di finanziamenti europei sia per la costruzione del centro di alta formazione in ortoprotesica, sia per tutta una serie di ricerche su alcuni dispositivi. La burocrazia spagnola è meno invadente, ci sono i controlli e i controlli ci devono essere perché i furbetti del quartiere ci sono in tutto il mondo, però diciamo che se uno sbaglia dopo non sei più in grado di inserirti in qualsiasi progetto, per cui le persone, gli imprenditori, i centri di ricerca cercano di stare bene attenti. In Italia vuoi che la giustizia è lentissima, vuoi che la burocrazia porta a far sì che ci sia un circolo talmente vizioso che ti porta a presentare progetti, quintali di carte per avere 50.000 euro di contributo, che dopo alla fine si rinuncia, si molla, si rimane a metà del percorso. Pubblicità, poi l'ultima parte di Ore 13. Abbiamo quasi finito. Rieccoci, Ore 13, è l'ultima parte di questa interessantissima puntata di oggi di Ore 13, per chi ci ha seguito, chi si è messo adesso alla visione di questa puntata, perché parliamo di un futuro che di fatto c'è già, anche se il futuro dei prossimi anni porterà a altri risultati avveniristici. Parliamo di tecnologia in ambito sanitario, abbiamo parlato di esoscheletri per la riabilitazione ortopedica, abbiamo parlato di mano bionica, ma di caviglia elettronica e poi c'è un'altra perla che è la stampante 3D applicata alla sanità. Cosa ci può dire di questo? Le stampanti 3D sono entrate nel settore biomedicale ormai da 4-5 anni in maniera
veramente prepotente. Ecco, per chi non fosse avvezzo della cosa, ricordiamo cos'è una stampante 3D in generale, poi magari perché non la tutti magari lo sanno. stampante, come vedete, potete vedere anche da Mediaworld nei negozi di elettronica, sono quelle stampanti che permettono di stampare oggetti grazie a un software che ti permette con degli ugelli di strato su strato comporre e realizzare un vaso, una macchina, un tubo, una mano, come nel caso della mano bionica. Nella sanità hanno applicazioni importantissime. Assolutamente sì, nel settore ortoprotesico la mano, come dicevo prima, viene fatta con la stampante 3D, adesso molto grezzamente, ma fra un paio d'anni con i materiali che stanno entrando sempre di più innovativi, con le nuove stampanti di ultima generazione potranno stampare anche carbonio, con le polveri di carbonio, le polveri di titanio, l'acciaio, polveri, per cui dopodiché le stampanti possono noi lo utilizziamo per fare le invasature per le protesi, per fare qualche tipo di ortesi di caviglia, per fare dei plantari, che sono quelle suolette che servono per modificare l'appoggio del piede, vengono utilizzate per stampare anche parti del corpo, come il cranio, quando fanno degli interventi in neurochirurgia, che purtroppo devono demolire la parte craniale, possono stamparle con la stampa 3D, avendolo studiato prima, grazie all'attacco, alla risonanza, la parte che andranno a rimuovere, e la stampano, vanno poi ad applicarla in maniera pressoché perfetta nella parte mancante. Per cui l'innovazione è oggi, domani chissà dove andremo. Quanto è importante allora che ci siano delle aziende che portino avanti in Italia e in Veneto questo percorso? In Veneto il settore biomedicale è importantissimo, avevo ricordato già in Nova Biomed che in Veneto sono presenti circa 700 imprese, 600 imprese nel distretto biomedicale, nel biomedicale. 700 imprese? Sì, circa sì, sono tante. Sono molte. Circa 350 sono nel Padovano, di Padova, diciamo, è quella, la provincia sì, con forse più, perché chiaramente anche per vicinanza. Sì, ma ce ne sono tantissime altre che nessuno conosce ma che hanno un valore aggiunto importantissimo. Ecco perché con Fabi Sanità vuole raggrupparle, vuole far sì che entrino tutti quanti in un comparto, in un contenitore unico, per poi far sì che assieme si possa andare e si possa dare anche dei consigli ai nostri interlocutori politici, che poi devono acquistare questi dispositivi per rimettere poi al servizio della pubblica utilità e non comprino dispositivi al massimo ribasso per poi ricambiarli 2 mesi dopo, perché al massimo ribasso compri attrezzature assolutamente scadenti, ma invece comprare dispositivi made in Italy può far sì che fai crescere A, l'impresa, B, fai crescere l'interesse ai nostri ragazzi a continuare gli studi in settori importanti e di non scappare all'estero. Sì, e non farli scappare all'estero. Però possiamo farli rimanere qua cambiando anche metodica di insegnamento, perché l'università è importante, ma non è l'unica deputata a far sì che i ragazzi non escano. Dobbiamo implementare la formazione tecnica, che è quella più importante, che anche se l'università la può e la deve seguire, ma deve essere demandata anche da persone che praticamente insegnino il fare. Nell'ambito nostro dell'ortoprotesica abbiamo dell'università, in Trivendo non c'è una scuola di formazione in tecnica ortopedica, io mi sto battendo da anni, sono come Don Chisciotte con i mulini a vento, non riusciamo ad avere una scuola di formazione, per cui dobbiamo far venire gente anche dall'estero a lavorare nei nostri laboratori. E non è sicuramente... Quindi il primo appello è questo anche? Alla politica sì, faccio un appello proprio che prendano a cuore questa nicchia molto molto importante e che possiamo portare veramente una facoltà a costruire assieme a noi imprenditori una scuola di tecnica ortopedica come quella che è in Spagna, dove io insegno.
prendiamo a modello. A me piace prendere i modelli e poi copiarli, ma in maniera positiva e in maniera molto più innovativa, perché noi italiani siamo bravi anche a questo. Noi sì, copiamo... il paradosso poi non solo in questo settore ma anche in altri settori, che noi abbiamo idee geniali ma purtroppo spesso non abbiamo la possibilità di sfruttarle. Sì. E quindi primo appello alla politica è questo. C'è un altro appello che come imprese volete fare? Ma le imprese sicuramente fanno un appello a far sì che le istituzioni si siedano al tavolo più spesso con le associazioni di categoria per discutere delle problematiche, per discutere delle soluzioni, per discutere di quelle che possono essere il futuro prossimo, perché soprattutto in ambito sanitario, se poi vediamo all'estero cosa stanno facendo in tanti paesi, ovvero la riduzione degli ospedali periferici per concentrare in unità più adeguate tecnologicamente, perché gli investimenti in sanità costano e non puoi metterli in tutti gli ospedali, certo, perché dopo devi anche farli funzionare robot tipo quelli che fanno gli interventi chirurgici, non è che puoi metterli in tutti gli ospedali, devono essere centri di eccellenza, come il tecnico che fa le protesi deve farne tante per avere una curva di apprendimento importante, per cui dare risposte anche al cliente importanti. Anche il chirurgo, il medico ha bisogno di avere numeri, cioè di fare tanti esami, tanti interventi per far sì che poi nella pratica quotidiana i risultati siano sempre più soddisfacenti per tutti. Ecco, in ogni caso, al di là delle problematiche che ci sono degli appelli, mi pare di capire insomma, che lei per il futuro, parliamo del settore e dell'innovazione, è ottimista, insomma, si andrà sempre in meglio. Ma io assolutamente sì, sono fiducioso di natura, sono sicuro che l'imprenditorialità veneta, italiana, riuscirà a crescere in questo settore molto importante, riuscirà ad vederci protagonisti per far sì che il valore aggiunto che noi diamo possa tradursi anche in un valore aggiunto nella salute di tutti noi. Ecco, l'ultima domanda che le faccio è se riuscirà ad avere una tecnologia per tutti così? È un obiettivo, è un traguardo? Secondo me rimodulando tutto quello che è, ad esempio nel Veneto, tutto quello che è sanitario, rimodulandolo, calibrandolo ancora meglio di quello che si fa, perché bisogna dire che viene fatto già bene, però traendo alcuni spunti dagli imprenditori, dalle associazioni di categoria, la politica potrebbe modificare alcuni assetti, rimodulare delle spese, potendo dare anche dei dispositivi innovativi che attualmente non si possono dare alle persone che hanno una difficoltà motoria. Grazie, è stato, questo è importante insomma, perché bisogna capire che è importante il futuro, ma deve essere un futuro alla portata, insomma, alla portata di tutti, altrimenti è un futuro sterile. Io ringrazio Massimo Polin, presidente di Confapi Sanità del Veneto, perché ci ha aperto un mondo davvero straordinario ed è un mondo che è molto vicino. Grazie per essere stato con noi e per averci spiegato tutte queste innovazioni. Grazie a voi e ai vostri telespettatori. E noi chiudiamo questa puntata di ore 13, allora speriamo di avervi fatto capire qualcosa in più oggi su quello che si può realmente fare nella sanità, e con l'appello alla politica: ascoltate di più gli imprenditori anche nel settore della sanità. Grazie per averci seguito, a domani con ore 13.